Rieccoci a speciale Primus Inter Pares, ospite abbiamo Flavio Tosi che ci sta raccontando la storia di quello che è successo, anzi ce la deve ancora raccontare, ce la racconterà tra poco. Abbiamo parlato anche sotto un aspetto politico, poi ho diverse cose da chiedere sotto l'aspetto politico nazionale. Cosa succede a Verona, Flavio Tosi? Che vince da sinistra in una città dove la stragrande maggioranza di quei pochi che sono andati a votare, riconosciamolo tutti, sono del centrodestra. Non è un po' un paradosso, una cosa un attimino che cerco di essere un po' cattivo con lei, che rappresentanti del centrodestra come lei e Sboarina dovrebbero farsi un esame di coscienza e dire: ma porca miseria, siamo più forti noi e siamo andati a perdere con un avversario che era nettamente più debole. Guardiamoci in faccia cosa abbiamo combinato. Non è che sia stata... se sono di centrodestra la penserei così. Ma allora, quello che succede a Verona è che il centrodestra non ha un candidato unitario, perché la Meloni, la storia di Federico Sboarina è che lui viene indicato sindaco dalla Lega nel 2017. Poi viene accettato anche dagli altri partiti, ma è la Lega che lo indica e allora era un civico. Nel corso del suo mandato Federico Sboarina aderisce a Fratelli d'Italia e fa incazzare la Lega, perché Salvini se l'ha presa giustamente, devo dire, non benissimo, perché un candidato indicato da loro poi passa ad un altro partito nel corso del mandato. Si arriva alle candidature, Flavio Tosi, come era noto perché io ho annunciato che mi sarei ricandidato da molto tempo a questa parte, e Flavio Tosi insieme a Forza Italia, perché Forza Italia con Sboarina non si era mai pigliata, perché Sboarina aveva trattato in maniera scorretta Forza Italia, addirittura aveva creato un gruppo consigliare dove c'erano dentro uomini di Fratelli d'Italia, però il simbolo era quello di Forza Italia, quindi insomma era stato veramente politicamente scorretto nei confronti di Forza Italia. E Forza Italia alla fine dice: noi sosteniamo Flavio Tosi perché con Sboarina non riusciamo a trovare una sintesi. Si va al ballottaggio, si va al primo turno con questi due candidati, con una differenza però fra la posizione di Flavio Tosi e di Forza Italia, perché con Forza Italia è vero che Flavio Tosi entra in Forza Italia qualche settimana fa, ma in realtà l'accordo con Forza Italia nasce ancora alle regionali del 2020, perché alle regionali del 2020, e qui rispondo a una delle imprecisioni che ha detto Roberto Marcato, alle regionali del 2020 Flavio Tosi non si candida all'interno di Forza Italia una persona che faceva e fa riferimento a Flavio Tosi, che è un forzista storico di Verona, Alberto Bozza, che è un amico, il quale viene eletto. Quindi in Consiglio regionale a sostegno di Luca Zaia, con Forza Italia, c'è una persona che fa parte del gruppo degli amici di Flavio Tosi di Verona, che oggi è entrato anche Flavio Tosi in Forza Italia. Dico, e quindi quello che accade è che mentre Flavio Tosi e Forza Italia, ancora durante la campagna elettorale, quindi neanche acquisito il risultato, ancora durante la campagna elettorale Flavio Tosi e Forza Italia diciamo, e lo proponiamo a Fratelli d'Italia, diciamo, se uno dei due resta fuori dal ballottaggio, chi resta fuori sostiene l'altro. Quindi diciamo, siccome c'è l'interesse, e se ci fosse stato l'apparentamento, Federico Sboarina avrebbe vinto, perché poi alla fine ha perso di 6.000 voti e noi con Forza Italia al primo turno ne avevamo presi 24.000. Quindi Forza Italia e Flavio Tosi dicono a Sboarina e a Fratelli d'Italia: facciamo questo accordo preventivo, ci si candida in due al primo turno, però poi ci si allea al secondo nel momento in cui uno restasse escluso dal ballottaggio, perché poi non è detto che si resti esclusi, perché 5 anni fa andò al ballottaggio Patrizia Bisinella, candidata per il nostro schieramento, con Federico Sboarina, cioè 5 anni fa a Verona andarono a ballottaggio due centrodestra. Questa volta invece ci va il centrosinistra con una parte del centrodestra. Sboarina e Fratelli d'Italia non accettano quell'accordo. Il lunedì, dopo il risultato del primo turno, di nuovo Flavio Tosi e Forza Italia dicono a Sboarina: guarda che tu hai preso poco più del 30, e quindi il 32, e quindi sei in difficoltà perché il centro-sinistra ha preso il 40. E mi dice: se facciamo l'alleanza formale, l'apparentamento, corriamo assieme e potremo farcela. Dopo i numeri
hanno detto, e l'hanno detto tutti, che insieme si sarebbe vinto. E di nuovo Sborina rifiuta l'apparentamento, rifiuta l'accordo e quindi perde. Flavio, come poteva pretendere che Sborina dicesse ok, che ve ne siete di tutti i colori in campagna elettorale prima, che siete andati anche per vie legali? Perché comunque perché ci sono le questioni personali e poi ci sono le questioni politiche. Cioè, a me, che ho cominciato a fare politica negli anni, appunto nel 90, già allora in Lega, perché appunto la Lega aveva dei valori tradizionali dei partiti dell'epoca, ti insegnavano che le vicende personali sono le vicende personali, la politica è la politica. Quindi tu puoi comunque avere dei rapporti personali che sono le questioni tue e dopo c'è un interesse politico che è superiore. L'interesse politico a Verona era far vincere il centrodestra. E cosa le aveva chiesto per entrare in coalizione con lui? Aveva chiesto il vice sindaco, aveva chiesto gli assessorati, aveva fatto delle richieste particolari? No, gli abbiamo chiesto l'apparentamento, poi in base all'apparentamento, in base ai voti che ognuno porta all'interno della coalizione, perché è una questione di proporzioni, banalmente, se una parte della coalizione ha il 24 e l'altra parte della coalizione ha il 32, tutto quello che riguarda gli assessorati e diciamo, le posizioni all'interno del governo della città vanno attribuiti sulla base dei pesi che ciascuno ha, come succede al governo. Pensavo, nel ragionamento che mi fa, quando è andato a chiedere l'apparentamento, avesse fatto anche delle richieste, Sborina le avesse detto no. Io con Sborina non ho mai parlato. Io con Sborina non ho mai parlato perché Sborina non mi ha mai parlato durante quei giorni. C'è stato un unico confronto con un responsabile di Fratelli d'Italia, che fra l'altro era favorevole, questo responsabile di Fratelli d'Italia, all'apparentamento, perché sapeva che era la strada per vincere assieme. Gli ho proposto l'apparentamento, lui favorevole all'apparentamento lo riferisce a Sborina e Sborina, pensando di vincere da solo, perché poi è questo il motivo che l'ha portato a non apparentarsi, e Sborina, pensando di vincere da solo, rifiuta l'apparentamento e dice io vado avanti e vinco. Un po' che abbia pensato, metto un po' di malinità, divento ostaggio di Flavio Tosi se mi apparento con lui? Ma dipende se uno è forte o debole. Io quando sono stato sindaco per 10 anni non mi ponevo il problema di chi avevo come vice sindaco anziché chi avevo come assessore o di avere tot consiglieri dalla mia o quanti. Se tu sei sindaco sei il capo dell'amministrazione, se sei capace di fare sindaco comandi tu e decidi tu, ascolti tutti ma decidi. Evidentemente che era il problema di fondo di Federico Sborina, per il quale poi ha pure perso le elezioni, era che non era un sindaco forte, e tant'è che per 5 anni, proprio a causa della sua debolezza e delle divisioni nella sua maggioranza, la città era rimasta ferma. E i veronesi, se Sborina fosse andato al ballottaggio con Flavio Tosi, Pardesa è andato al ballottaggio con Damiano Tommasi, se avesse avuto tutto il centrodestra unito di poco riusciva a vincere, nonostante Verona sia una città larghissimamente di centrodestra, ma la sua debolezza se l'è portata avanti durante il mandato e pure dopo. Lei è andato a votare il ballottaggio? Io sono andato a votare assolutamente. Per chi ha votato? Il voto è segreto. Lo nasconde così. Sicuramente posso immaginare per chi ha votato, anche se lei non me lo dice. Io pubblicamente ho sempre sostenuto la linea concordata con Forza Italia, perché appunto è il mio partito di riferimento, che noi, e l'abbiamo fatto, non abbiamo mai sostenuto il candidato del centro-sinistra, perché chiaramente Forza Italia e Flavio Tosi non sostengono il candidato del centro-sinistra, e questo l'abbiamo detto in tutte le salse anche durante il turno di ballottaggio. Dopo è chiaro che Sborina ha rifiutato l'apparentamento e quindi chi ha votato quel 24%, che insomma la gente è mica cretina, quel 24% che ha votato Flavio Tosi ha visto Sborina dire a quel 24% guarda, voi non ci interessate, non facciamo l'alleanza e io vinco da solo. Questo non gli ha giovato evidentemente. Mi corregga Tosi, hanno 7.000 voti, non vorrei sbagliare, giusto? No, erano 24.000 voti al primo turno e Sborina perde di 7.000, 6 o 7.000 con Tommasi. Quindi gli bastava pochissimo in realtà. Appunto, gli bastava perdere di 7.000 voti. Di quei 24.000 voti, secondo lei, chi è andato a votare? Mi può dividere? Hanno fatto un'analisi del voto, mi pare che l'abbia fatta Diamanti, non mi ricordo più, e praticamente quella scusa che Sborina ha rifiutato l'apparentamento, quell'elettorato, sentendosi rifiutato, è andato molto liberamente, e quindi è venuto fuori che ne è andato circa un terzo ha votato Tommasi, circa un terzo ha votato Sborina e circa un terzo non è andato a votare. Proprio diviso in 3 parti uguali. Quindi diciamo si sono divisi più o meno in 3 parti, perché questo diciamo hanno fatto le analisi, quelli che appunto
appunto guardano i flussi dei voti, e si sono equamente spartiti. Perché? Perché poi non c'è stato più un indirizzo. Nel momento in cui il sindaco che loro avrebbero potuto votare, cioè Sguarina, gli dice guarda i vostri voti non mi interessano perché io vinco da soli, a quel punto qualcuno ha votato comunque centrodestra per valori ideali di riferimento di centrodestra, una fetta ha detto arrangiatevi perché non mi vuoi, non vado a votare, e una parte, in questo caso devo dire come scelta assolutamente libera, perché elettori di centrodestra che votano Damiano Tommasi vuol dire che hanno reputato Tommasi migliore di Sguarina oppure meno peggio di Sguarina. Ecco, senta, Sguarina secondo lei oggi cosa pensa? Ho sbagliato a non farla apparentemente oppure ma sì, sono andato avanti per la mia strada, giusto così? Pubblicamente ha detto così, però dentro, lei conoscendolo, cosa pensa veramente? Ma io so quello che gli hanno detto tutti i suoi, perché la gran parte dei suoi, anche durante diciamo, quei 15 giorni, gli hanno detto fai l'apparentamento perché qua si rischia di perdere, perché i numeri, appunto, un sindaco uscente che prende poco più del 30%, la preoccupazione è ovviamente grande con il centrosinistra che ha già il 40%. E gliel'hanno ovviamente detto anche dopo le elezioni, tant'è che Verona è diventato un caso nazionale per quello. Anche dopo le elezioni gli hanno detto guarda, se ti apparentavi, visti i numeri, perché non è che se Tommasi il ballottaggio l'avesse vinto larghissimamente, allora non c'era partita. Certo. Nel momento in cui Tommasi vince il ballottaggio con 6.000 voti di scarto, è evidente che la partita era giocabile se ci fosse stata l'alleanza di tutto il centrodestra. Quindi io penso che lui abbia sbagliato il calcolo, perché ha pensato di poter vincere da solo e ha sbagliato il calcolo. E penso che al di là di quello che dice si renda conto che se faceva l'apparentamento, ripeto, lui era veramente convinto di farcela vincere da solo, ma le condizioni per vincere da solo erano oggettivamente difficili. E lei, Flavio Tosi, in questa campagna elettorale pensava di ottenere di più oppure quello che ha ottenuto l'ha soddisfatta? Pensavamo di arrivare al ballottaggio, francamente pensavamo arrivare al ballottaggio perché lo dicevano i sondaggi, l'hanno detto gli exit poll, perché gli exit poll alla sera di domenica, perché poi lo spoglio è stato al lunedì, davano Tommasi, dove poi è arrivato, e Tosi e Sguarina nella forbice 27-31%. Poi in realtà, perché poi l'hanno messo anche, mi pare che l'abbia detto anche Alberto Stefani in un'intervista, ammettendolo sinceramente, ci sono 2.000 voti nulli, che sono il 2%, che non è poca roba, e la larghissima parte di questi 2.000 voti nulli sono voti disgiunti di elettori della Lega che hanno votato Flavio Tosi, sbagliando, mi spiego. Il voto disgiunto è tu voti un sindaco, certo, e un partito di un'altra coalizione. Siccome il nome del sindaco sulla scheda era scritto piccolino, sopra in alto, sulla scheda era molto visibile la lista Tosi, che è la lista civica di Flavio Tosi. Quindi ci sono quasi 2.000 voti di elettori della Lega che hanno pensato di votare Flavio Tosi e hanno fatto il simbolo lista Tosi. Hanno fatto la croce anche sulla Lega, però non hanno votato Flavio Tosi sindaco, ma la lista Tosi, e quindi sono tutti voti nulli perché sono due liste che tu non puoi votare. Quindi c'era il 2%, se gli elettori di questi elettori avessero votato il disgiunto fatto bene, Flavio Tosi prendeva più del 26% e la Lega prendeva più dell'8%. Perché ci ha perso 2 punti anche la Lega con questo scherzo qua. E quindi i giochi erano e sarebbero ancora sicuramente molto aperti. Senta, oggi Verona si trova a essere governata da centrosinistra. I cittadini che sono la maggioranza del centrodestra, come accoglieranno questa nuova amministrazione, visto che è lontana dalla filosofia del veronese nella maggioranza o quantomeno di quelli che sono andati a votare? Tutto dipenderà da come si comporta Damiano Tommasi in realtà, perché oggi i cittadini lo dimostra, uno, ahimè, la disaffezione al voto, perché una delle cose che ha determinato il risultato, ma non lo dico perché io sono rimasto fuori al ballottaggio, perché comunque è brutto che le decisioni le prenda chi non vota, perché se 1 su 2 non va al voto, al ballottaggio ancora di meno, ma già al primo turno che tu abbia la metà che va a votare e la metà no, per le comunali è secondo me un sintomo di grandissima preoccupazione, perché per le europee sono elezioni magari meno sentite, ma le elezioni della tua città, che 1 su 2 al primo turno non vada a votare, la trovo una cosa veramente che deve preoccupare chiunque, avesse vinto pure Flavio Tosi. Se tu al primo turno vanno a votare solo la metà, e non è colpa di Tosi, di Sguarina o di Tommasi, è un problema che oggi a livello globale, perché è un fenomeno globale, ogni tornata elettorale cala il numero degli elettori e quindi questa degli votanti, e questa è una cosa che secondo me la politica, me ne chiedo scusa, e la politica non cambia indirizzo, cioè semplifico, 1, di non fare le votazioni nel periodo estivo, 2...
votare a metà giugno è una roba che non sta né in cielo non sta né in cielo né in terra. Due, tutte le altre votazioni si svolgevano quantomeno di domenica e poi lunedì mattina. Lunedì potevi recuperare. Questa volta c'era anche un referendum, si è fatto tutto quel referendum. Ha complicato la vita, semplifico e dico, da cittadino vado a votare il sindaco di Padova, è giusto quello che dice. E ti trovi 5 schede del referendum. Mi trovo 5 schede, ma di una cosa incomprensibile alla gran parte dei cittadini. Mi ha raccontato di persone anziane che uscivano con le schede in mano a cercare di farsi spiegare. Guardi, Berlusconi stesso ha sbagliato, gli mancava una scheda, io ho visto una registrazione e lo scrutatore l'ha fatto ritornare all'interno perché ha fatto un po' di confusione. Non puoi fare una cosa del genere. Sì, però comunque la disaffezione al voto, al di là di tutti questi fattori, c'è, nel senso che purtroppo elezione dopo elezione il numero dei votanti cala. E quindi la politica cosa sbaglia? E quindi no, il problema è che purtroppo la politica, per carità, può anche sbagliare, però alle elezioni comunali tu puoi votare i partiti, puoi votare le liste civiche, cioè dei riferimenti comunque li trovi, tant'è che anzi le liste civiche a Verona i partiti hanno preso, il PD ha preso mi pare 13%. Fratelli d'Italia ha preso il 10 e qualcosa, la Lega ha preso il 6 e qualcosa, Forza Italia ha preso quasi il 5, cioè se tu prendi i 4 più grandi partiti nazionali e li metti assieme viene fuori il 30%, poco più, e la larghissima parte dei voti sono finiti a liste civiche. Quindi vuol dire che c'è una disaffezione verso i partiti nazionali, perché appunto questo dicono i numeri, ma a livello comunale, dove comunque hai anche le liste civiche, quindi hai una serie di persone che sono al di fuori dei partiti, ciò nonostante va a votare un elettore su 2. E questa è una cosa che, ripeto, è un percorso globale, perché in Italia vota ancora più gente di quella che vota. Non è che perché oggi uno dice, ci sono le bollette che aumentano, c'è la guerra in Ucraina e chi se ne frega se non vado a votare perché tanto il mio voto non serve. E invece non è vero che il tuo voto non serve, quantomeno vai a votare contro, vai a votare quello che ti pare, ma vai a votare. Ma qui Flavio Tosi sbaglia la politica questo indirizzo. Cioè, voglio dire... È un fatto anche educativo. A noi hanno insegnato, perché alla mia generazione è stato così, che non vuol dire che oggi a nessuno lo insegnino, però è cambiato, a noi hanno insegnato che il voto è sicuramente un diritto, ma è sostanzialmente un dovere, cioè a votare bisogna andarci perché tu esprimi con la democrazia il tuo voto. Invece oggi a una larghissima parte del mondo under 30 il fatto di andare a votare non ne frega né punto né poco. Io dico anche over. E mi spiego perché over, perché quelli che vanno a votare over oggi hanno una difficoltà chiara. Una volta lei mi insegna, si andava a votare, c'era una scheda Democrazia Cristiana, Partito Comunista, si faceva la X. Oggi ci sono le preferenze, non le preferenze, una scheda di qua, una scheda di là. Oggi in Italia per complicare le cose siamo campioni del mondo, invece di semplificarle, e questo comporta già in un momento difficile dove la politica non è amata, e questo si nota chiaramente, le difficoltà delle persone che vadano a votare, il disinnamoramento della politica, le liti interne della politica. Oggi il Partito Democratico, Flavio Tosi, vince perché non insulta l'avversario, ma fa un ragionamento diplomatico, intelligente, va e fa e si mette a parlare. Ha ragione o no? Però in maniera diversa. Invece la parte del centrodestra, dalla Meloni a Salvini, sono più violenti e molto probabilmente la gente è stanca anche di questo. Le sto facendo un'impressione che nelle interviste che faccio mi risulta questo. Concordo in questo perché... e lo dimostra anche l'elezione di Mario Draghi, che non è stato eletto direttamente dai cittadini, ma con un largo consenso sia all'interno del Parlamento che all'interno del Paese. Dopo la pandemia e con tutte le crisi economiche che ci sono state, mentre prima, 4 anni fa, ci sono state le politiche, poco più di 4 anni fa, e se sommiamo i voti della Lega, che in quel momento era un partito assolutamente populista e sovranista, e i voti dei grillini, quindi 2 partiti appunto contro dello scontro, raccolgono il 60%, cioè in quel Parlamento, nel Parlamento attuale, la Lega più i grillini fanno un numero incredibile. Oggi, se tu andassi a votare quel tipo di filosofia, nel senso di dire il votar contro, perché bisogna anziché votare per, il votar contro, il voto contro si riduce moltissimo, e viene premiato il voto per, cioè il voto di qualcuno che propone, perché nei momenti di difficoltà, nei momenti di crisi, l'elettore va a scegliere chi è preparato, chi è competente, chi può portarlo fuori dalla crisi. E questo sicuramente, anzi cosa pensa di Draghi? Io Draghi ne penso bene.
Draghi ne è perso bene perché uno è persona competente. A me piace la competenza perché secondo, la cosa che per me... Allora, uno può avere le idee più diverse dalle tue, essere comunista, essere estremista, però se è competente io lo rispetto. Rispetti comunque la persona, però da un punto di vista politico-amministrativo l'incompetenza al potere è inaccettabile perché fai dei danni giganteschi e quindi aver visto che 4 anni fa un terzo degli italiani e ahimè il 25% anche al nord, perché poi un discorso è in qualche altra zona che prevalgono magari talvolta determinati ragionamenti, ma anche al nord 4 anni e poco più fa un quarto ha votato i grillini, che erano un gruppo di persone senza arte né parte, che mettono vice premier e ministro degli esteri e anche con altri ruoli, poi ministro del lavoro, uno che nel curriculum professionale non aveva né titolo di studio e aveva fatto lo steward allo stadio. Ecco, quel tipo di voto per me è inconcepibile, però è cambiato, quello che si diceva prima. Si è fatto la domanda perché è colpa della politica? I 5 Stelle... Sarà anche colpa della politica, ma non puoi votare. Uno dice, ne ho le scatole piene e sì, vado. Ma non puoi andare a votare uno. È come se tu andassi dal medico, e anziché cercare il medico bravo vai a cercare quello scarso. Sì, ma decidi per il tuo paese, per il tuo futuro e affidi il governo del tuo paese a uno che non sa nemmeno da che parte si entra in Parlamento. I fatti le danno ragione, però uno in quel momento va a votare perché è incazzato. Ripeto, sarei pure incazzato, ma non puoi fare cose irragionevoli. Io sono uno, forse per forma mentis molto razionale. No, la mia domanda e quindi, ma piuttosto fai scheda nulla, ma non puoi votare l'incompetenza. Però la mia domanda è diversa, non è che sia stata colpa della politica, i 5 Stelle sono una creatura della politica italiana per me. Cioè la politica dei partiti italiani... I 5 Stelle sono una creatura dei social, perché i 5 Stelle erano inesistenti e Beppe Grillo, geniale, perché Beppe Grillo è una persona intelligentissima, e Beppe Grillo attraverso i social crea sto mostro nel giro di pochi mesi e li porta a un risultato incredibile. Però io ripeto, un voto di quel tipo lì non lo capisco, perché oggi se vai a cercare chi ha votato i grillini non li trovi più. È vero, hai ragione. Però invece dovrebbero ammetterlo e dire abbiamo fatto la cazzata, abbiamo votato i grillini ed era meglio non votare. È vero, la cazzata uno può dire di averla fatta, però uno dice l'ho fatto perché la politica italiana mi ha costretto a far questo e faccio capire alla politica italiana che si è comportata male, faccio un voto dispersivo e incoerente, tutto quello che lei ha ragione nel dire, però faccio capire alla politica che deve cambiare rotta. Ma la politica, mi scusi, la politica non ha cambiato rotta nemmeno dopo questo. Sì, perfetto, però anzi, va meno gente a votare. Però per come ragiono io avrei votato, piuttosto fai scheda nulla, voti un partito di opposizione, che magari appunto perché è di opposizione va contro il governo, ma non voti chi è incompetente. Ma non stanchi di tutti. Il fatto che la gente non va a votare, Flavio Tosi, è un fatto che la politica dovrebbe mettersi a tavolino e fare un ragionamento serio. Hanno votato 5 Stelle e ha perfettamente ragione nel concetto. Oggi l'astensionismo, la gente che non va a votare, conferma che la politica in Italia non è più amata e quindi i politici devono sedersi a un tavolo e fare un ragionamento coerente, corretto, di togliere la burocrazia, di essere più a disposizione del Paese. Cioè devono fare qualcosa, da un mio modesto punto di vista, per farsi amare. Il problema è più grande perché in realtà non è che sia calata l'affluenza in Italia, l'affluenza alle urne anno dopo anno in maniera costante sta calando in tutto il mondo occidentale, purtroppo. E i social in questo hanno inciso moltissimo, perché i social, che sono sicuramente anche degli strumenti di comunicazione potentissimi, però hanno portato una disaffezione rispetto a tutto, anche alla comunicazione, perché appunto qua siamo in una televisione. Oggi sia le televisioni che la carta stampata sono andate in grande difficoltà perché una parte importante della popolazione non legge più il giornale, non guarda più il telegiornale e preferisce smanettare sul telefonino. Io ho un'educazione diversa, ma antica, probabilmente sbaglierò io, ma la penso diversamente. Le carte stampate ha ragione un po', le televisioni ci salviamo perché poi i social con internet è come un'altra televisione un po' diversa, bisogna collaborare, quindi però nel ragionamento è fatto. E come valuta il lavoro della Meloni a Verona? Il lavoro della Meloni a Verona in che senso? Quello che ha fatto secondo lei? E del resto poi è finita con le virgolette sul banco degli imputati perché ha sbagliato il candidato, perché le era stato detto dalla Lega stessa, perché comunque la Lega l'ha dichiarato anche Alberto Stefani, appunto il coordinatore regionale della Lega,
gli aveva fatto presente che Sborina era debole, perché nei sondaggi era debole, perché i sondaggi mica si sono stati fatti gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale, erano stati fatti anche prima. E quindi da quei sondaggi veniva fuori che Sborina era un sindaco che non era amato dalla città, perché appunto la città era rimasta ferma per 5 anni. Lei si impunta sulla figura di Federico Sborina, tant'è che saltano il tavolo nazionale, perché appunto poi c'è questo ragionamento nazionale sulle grandi città, non si chiude su Catanzaro, non si chiude su Parma, non si chiude su altre città, perché la Meloni dice: siccome voi non sostenete tutto il centrodestra, non mi sostiene Sborina tutto unito, allora anche in altre città non chiudiamo il tavolo, e quindi si va divisi non solo a Verona ma anche altrove. E quindi adesso la Meloni, per aver voluto a tutti i costi Sborina e poi per essere stata accusata in particolare di non averlo gestito dopo, nel senso che questo risulta in maniera diciamo palese, che dopo il primo turno, quando appunto Sborina prende il 32 ed è il sindaco uscente, che quindi avrebbe dovuto vincere largamente ma non vince, ma non solo non vince, ma arriva nettamente secondo rispetto al centrosinistra, a quel punto la Meloni, non urlandolo, ma glielo dice. Guido Crosetto glielo dice pubblicamente a Sborina, gli dice: ti devi apparentare. La Lega glielo dice attraverso Matteo Salvini in maniera chiarissima. Quindi le forze che sostengono Sborina di Fratelli d'Italia gli dicono: ti devi apparentare, e quindi la Meloni viene messa sotto accusa sia per aver scelto il candidato sbagliato, ma soprattutto perché questo candidato sbagliato, quando i partiti che lo sostengono gli dicono fai l'apparentamento perché qua si va a perdere, e lui invece dice ai partiti, sia alla Lega ma soprattutto a Fratelli d'Italia, che è il suo partito di riferimento, dice decido io, e quindi non fa l'alleanza. E allora è chiaro che ha scelto lui, però lui non era il candidato che passava per strada, era il candidato di Giorgia Meloni. Quindi se Giorgia Meloni, che è il tuo segretario di partito, ti dice fai l'alleanza, per rispetto del partito che ti ha candidato dovresti accettare di fare l'alleanza, perché se Sborina fosse stato il candidato di se stesso, fai quello che ti pare. Nel momento in cui sei il candidato di Fratelli d'Italia, ti confronti con Fratelli d'Italia e decidi con Fratelli d'Italia da farsi. La posizione che ha assunto Flavio Tosi di dire a Sborina ci apparentiamo, quindi costava più a me fare l'apparentamento, cioè io comunque con Sborina sappiamo, come si diceva prima, che non ci sono buoni rapporti personali, ma nell'interesse del centrodestra, di Forza Italia, era vincere insieme a Verona, e quindi offriamo l'apparentamento, perché ho fatto un ragionamento politico. Sono con Forza Italia, sostenuto da Forza Italia, se decidiamo di correre insieme come centrodestra offriamo l'apparentamento. E la Meloni invece ha sbagliato il candidato sia nei voti che ha preso il primo turno, sia soprattutto perché quando la Meloni stessa gli dice apparentati, e questo rifiuta. Certo. Senta Tosi, il Veneto è una regione assolutamente, lo dimostra il fatto che i presidenti prima Galan, ora Zaia, sono abbondantemente del centrodestra. Poi ti accorgi che le due città più importanti del Veneto sotto un aspetto economico, commerciale, culturale e tant'altro, Padova e Verona, hanno un sindaco che è del centrosinistra. L'anno prossimo si andrà a votare a Vicenza e a Treviso. Sta cambiando un po' la geografia politica del Veneto secondo lei, o è una cosa saltuaria? Perché... Dipende dai sindaci. Dipende dai sindaci. Se Sborina fosse stato un bravo sindaco di centrodestra, ma non perché voglio criticare Sborina, perché poi il sindaco uscente quando è bravo rivince, punto. Non è una questione di colore politico. Tant'è che appunto, al di là di Flavio Tosi, Giordani, Variati a Vicenza, Conte a Treviso, potrebbe anche correre da solo e vince, perché è bravo, la gente lo stima e quindi lo rivoterà. Quindi il sindaco, il fatto di venire rieletto, perché si candideranno sia Rucco che Conte, se uno ha ben governato vince a prescindere, perché il cittadino in quel caso ti vota anche, al di là dell'appartenenza. Alle politiche il voto è politico. Alle comunali, lo dimostra anche il caso di Roma, dove i romani votano Calenda, che Calenda in quel momento non era un partito, era Calenda, candidato di se stesso, come Flavio Tosi più in piccolo, perché Verona fa 260.000 abitanti, Roma ne fa 3 milioni, votano la persona. Flavio Tosi ha preso il 24, Calenda ha preso il 20, perché votano te perché dicono abbiamo fiducia in te, e quindi in Veneto l'anno prossimo secondo me sia Vicenza che Treviso verranno riconfermati i due sindaci. Il problema vero del centrodestra sarà che non si può ricandidare Luca Zaia, cioè il problema è quando saranno le regionali, che bisogna vedere se e quando Zaia deciderà di fare scelte diverse, perché sappiamo che scade nel 25, che facilmente
se vuole, ha tutti i diritti e tutte le capacità, perché al di là che Flavio Tosi con Zaia abbia avuto insomma, dei confronti in Lega anche vivaci, però Luca Zaia è uno che sa governare e ha dimostrato appunto di avere le carte in regola per qualsiasi ruolo. Zaia potrebbe decidere molto facilmente di andare a fare il ministro, e ripeto ne ha ogni sacrosanto diritto l'anno prossimo, e in quel caso le regionali verranno anticipate. Potrebbe decidere di andare in Europa nel 2014 e verrebbe eletto a mani basse perché prenderebbe centinaia di migliaia di preferenze 2024. e quindi, in quel caso il 24, e quindi in quel caso appunto avresti le elezioni anticipate regionali di qualche mese. Dicevo, il problema sarà che non c'è Luca Zaia ricandidato e quindi dipende chi candida al centrodestra e chi candida al centro-sinistra. Le voci in corridoio dicono che l'anno prossimo naturalmente Zaia andrà a fare ministro. Fare ministro o anche qualcosa di più. Beh, o qualcosa di più, bisogna vedere cosa succede con Mario Draghi e cosa succede intorno a Mario Draghi, vero? Ecco, però si andrà alle politiche e quindi le voci dicono che difficilmente Zaia rimarrà l'anno 21. E quindi ci sarà un problema del centrodestra di trovare un candidato forte, perché intanto bisogna vedere chi mette in campo il centrosinistra, chiaramente. Però il tema è la figura della persona, perché oggi le comunali e le regionali, ripeto, le politiche voti tantissimo il simbolo. Ma invece a livello di comune voti la persona, a livello di regione conta tanto la persona. Zaia, che raccoglie nel 2020 il 78%, non è che il 78% dei veneti siano leghisti, il 78% dei veneti hanno scelto Luca Zaia come governatore rispetto al candidato del centrosinistra. E quindi il problema che dovrà porsi il centrodestra sarà quello di trovare un candidato forte, perché il centrosinistra proverà a giocarsela, perché comunque il centrosinistra vedrà. Diversamente, se ci fosse stato Zaia uscente, sapevano che perdevano e neanche ci provavano. Ma nel momento in cui sanno che Zaia non si può ricandidare lui personalmente, il centrosinistra stavolta prova a giocarsela. Certo, in conclusione di questa chiacchierata, Flavio Tosi, lei ritorna un attimo indietro nelle comunali, ha fatto tutto bene secondo lei, ovviamente col senno del poi, oppure è mancato qualcosina che poteva permettere di andare al ballottaggio? Magari la notte non ci ha dormito dopo il risultato? Allora no, ci ho dormito, uno perché appunto, come dicevo prima, sono una persona molto serena e quindi le cose bisogna accettarle nel bene e nel male. E due perché è meglio avere 6-7 punti di distacco, lo dico per chi ci ascolta, perché se perdi di mezzo punto ti rodi il fegato, cioè se perdi di mezzo punto pensi a qualsiasi cosa avresti potuto fare, una scelta diversa, un comunicato diverso, un'alleanza diversa. Quando sei sotto di 6 punti, 6-7 punti, dici vabbè, ho perso e quindi meglio così che perdere di un filo. E quello che è mancato a Flavio Tosi ed è mancato anche a Federico Sguarina, è il mondo giovanile. Damiano Tommasi, complimenti e onore al merito, Damiano Tommasi del centro-sinistra ha saputo coinvolgere tanti giovani e portare tanti giovani al voto. E questo è un suo merito. E invece Flavio Tosi e Federico Sguarina non sono riusciti a coinvolgere i giovani alla stessa maniera. Quindi se dovessi fare un esame di coscienza dovevi riuscire, Flavio Tosi, a portare più giovani al voto. È nelle caratteristiche del PD questo, i giovani universitari? No, la maggior parte... No, è proprio il fatto che Damiano Tommasi ha fatto una campagna elettorale dove è riuscito a far sognare i giovani su un'idea e li ha portati al voto. Non è un fatto di PD. Lui ha avuto questa capacità che Flavio Tosi non ha avuto e non l'ha avuta nemmeno Federico Sguarina. Ha qualche nemico Flavio Tosi? Io nemici tendo a non averne perché appunto è quello che dicevo prima. Il nemico è un fatto personale. In politica devi avere avversari, mai nemici. Tu puoi avere, io mi ricordo, ai tempi belli, quando finivi il consiglio comunale, adesso c'è molta più acredine, che è brutto. Ai tempi belli, tu finito il consiglio comunale, tu avevi il consigliere comunale di Rifondazione Comunista e il consigliere di Alleanza Nazionale che era fascista. Il consigliere di Rifondazione, Flavio Tosi e altri, si andavano a mangiare una pizza assieme perché in consiglio comunale battaglie furibonde sulle tematiche della città, fuori dal consiglio comunale rapporto di amicizia. Quindi per me l'inimicizia in politica non deve esistere. E adesso cosa farà da grande Flavio Tosi? Flavio Tosi ormai è piuttosto grande come politica perché sono entrato in Lega nel 90, adesso ho 53 anni, un po' di anni che faccio politica. Adesso continuo a fare consigliere comunale della mia città perché è il ruolo del quale sono innamorato, il consiglio comunale e il territorio. Io sono in consiglio comunale ininterrottamente dal 1994, quindi è 28 anni che faccio consigliere comunale e quindi ne ho altri 5 davanti.
Dopodiché sarà Forza Italia a decidere quale tipo di ruolo organizzativo affidare a Flavio Tosi, perché una cosa che devo dire mi ha riconosciuto prima anche Roberto Marcato, io sono uno che sul territorio ci sa stare e ho una capacità di lavoro notevole e quindi spero che Forza Italia mi dia la possibilità di lavorare sul territorio. Ecco, e se Forza Italia gli dice, senta Flavio Tosi, lei è bravo, venga un po' via dal territorio, venga a Roma e ci dia una mano lì per ritornare, come dice Berlusconi nelle interviste, il Forza Italia di una volta? Ma allora Forza Italia ha coinvolto Flavio Tosi non tanto per dire ti candidiamo in Parlamento. Forza Italia ha coinvolto Flavio Tosi, perché questo è il ragionamento che ha fatto il Presidente Berlusconi, dicendo, perché succede, cioè, il risultato elettorale arriva lunedì sera, martedì pomeriggio Tajani, che era ad Arcore, l'onorevole Tajani, che era ad Arcore con Silvio Berlusconi, mi chiama, mi passa Silvio Berlusconi, il Presidente Berlusconi, il quale mi dice complimenti per il risultato perché sostanzialmente quasi da solo a Verona hai preso il 24%, vuol dire che tu hai radicamento territoriale e consenso sul territorio, a me servono figure che aiutino Forza Italia a allargarsi territorialmente, cioè persone che hanno stima nel loro territorio e quindi possano rafforzare Forza Italia come partito nazionale. E quindi per questo Berlusconi ha chiesto a Flavio Tosi di entrare, cioè dicendo tu sei uno che sa lavorare, che ha fatto politica sul territorio, che fa sempre politica sul territorio ed è quello che io spero di poter fare per Forza Italia, cioè dare una mano a Forza Italia a radicarsi sul territorio. Quindi se la chiamano a Roma lei ci va? Ripeto, il lavoro è da fare qua, cioè il lavoro è da fare a Verona e in Veneto, poi quello che saranno le politiche sarà un ragionamento a parte. Flavio Tosi si deve impegnare per dare una mano a Forza Italia a radicarsi nel territorio regionale. E secondo lei, proprio per questo ragionamento, se tutti faranno così, ritornerà la politica di una volta a essere apprezzata dai cittadini? Beh, io spero che l'ingresso di Flavio Tosi in Forza Italia dia una mano in questo, ovvero sia una persona che ha una, lo dico immodestamente, una certa stima da parte degli elettori, possa dare una mano a Forza Italia a portare ulteriore consenso, perché sono una persona che a livello insomma, di provincia di Verona e non solo si è fatta ben volere per come ha amministrato e per come sa amministrare. E il percorso che ha intrapreso Forza Italia, se si allarga in questo modo, è un percorso molto leghista, se così si può fare un paragone, perché la Lega una volta aveva questo tipo di connotazione, cioè la Lega, che oggi purtroppo lo è un po' meno, la Lega era il partito degli amministratori, cioè la Lega aveva una forza straordinaria che oggi un po' ha perso, perché la Lega era principalmente il partito degli amministratori, sindaci, consiglieri comunali e i dirigenti, la forza della Lega era principalmente quella. Oggi Forza Italia sta provando, devo dire appunto intelligentemente Berlusconi, a percorrere la stessa strada, cioè dire diventa il partito del territorio che va a cercarsi gli amministratori locali che diventano l'ossatura del partito. Da quant'è che non fa una chiacchierata, un ciao a Salvini o a Zaia? No, con Matteo Salvini devo dire, e lo ringrazio per questo perché nonostante appunto gli scontri che abbiamo raccontato prima, per le comunali di Verona ci siamo parlati e ci siamo confrontati prima del risultato e anche dopo il primo turno, perché Matteo Salvini, nonostante magari non possa aver avuto degli scontri con Flavio Tosi, ha detto l'interesse del centrodestra è vincere, quindi lui sperava che ci fosse l'apparentamento e si è speso in questo senso, e quindi mi chiedeva aggiornamenti su quella che era la situazione rispetto al confronto con Sguarina. E quindi oggi c'è un rapporto di nuovo cordiale e ripeto, secondo me, al di là delle alleanze, mi piace il rapporto personale, mi fa piacere aver ricostruito un rapporto personale con Matteo Salvini. E con Zaia? Con Zaia, io tutte le volte che è venuto a Verona, anche da non sindaco, perché ormai erano 5 anni che non ero più sindaco della città, ci siamo sempre salutati cordialmente, perché ripeto, i rapporti personali devono stare al di fuori degli scontri politici, guai. Ultimissima domanda, poi le ringrazio di essere venuto nella mia trasmissione, Flavio Tosi è proprio l'ultima. Vuole dirle qualcosa a Sguarina che non le ha detto? Che ce l'ha ancora magari... Io a lui? Sì. No, tutto quello che devo dire gliel'ho detto molto francamente, anche perché non ripeto, da aggiungere. Io attacchi personali non ne faccio. Io no, attacchi così? No, io l'ho detto per 5 anni che era un sindaco che non aveva fatto quello che la città si aspettava da lui e ahimè per lui, sono stato confermato dal risultato
perché un sindaco uscente che prende un voto su 3, al di là della scarsa affluenza che è un problema per tutti, ripeto, un bruttissimo problema, ma che un sindaco uscente, perché se tu sommi Flavio Tosi e Damiano Tommasi fa 64%, Federico Sborina prende il 32%, quindi un sindaco uscente che uno solo su 3 gli conferma la fiducia, quello è un problema, e l'ha detto anche Matteo Salvini. Matteo Salvini il giorno dopo il primo turno dice: Sborina, apparentati con Flavio Tosi, con Forza Italia, perché hai preso troppo poco. E quindi quello che doveva Sborina gliel'ho detto, peccato che lui non abbia capito che da solo perdeva. Quindi non hai niente da dirle. Gli ho detto tutto. Grazie Fabio Tosi, in bocca al lupo per sono convinto Grazie, che la vedremo presto a Roma, la vedremo sicuramente all'interno. Se l'ha chiamato Berlusconi a fare i complimenti, la vedremo presto a Roma. No, mi ha fatto piacere che sia complimentato per il risultato, questo mi ha fatto un grande piacere personale. Sicuramente. Grazie a Flavio Tosi, e ovviamente io do un appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.